E allora eccoci rientrati in studio. Allora, prima di riprendere la nostra discussione, sentiamo cosa ha detto questa settimana il Presidente del Veneto, Luca Zaia, annunciando la scelta della data del 22 di ottobre prossimo per il referendum. Ascoltiamolo. Ufficialmente, perché con la firma del decreto di indizione delle urne si parte ufficialmente, i veneti sanno che ormai è certo, il 22 ottobre 2017 dalle 7 del mattino alle 11 di sera si andrà a votare per il referendum per l'autonomia del Veneto. Paroni a casa nostra significa che possiamo diventare come Trento e Bolzano, il percorso sicuramente sarà impervio, non sarà facilissimo, però la base per la trattativa è il referendum, senza il referendum non si va a trattare. Guardi, semplicemente interpretando la Costituzione, l'articolo 116, se applicassimo al Veneto tutte le competenze previste, possibili per una regione scritte nella Costituzione, noi saremmo come Trento e Bolzano. Questo è un dato di fatto, avremo 19 miliardi minimo delle nostre tasse che restano in Veneto. E non dimentichiamo che 5 milioni di veneti che vanno a votare assieme a 10 milioni di lombardi sono un quarto dei cittadini italiani. È chiaro che in questa fase la Corte Costituzionale ha affidato il Veneto questa missione, che è quella di dimostrare che quelle riforme che dall'alto non riescono a fare partiranno dal basso grazie al popolo. Ma sì, guardi, io auspico che ci sia dibattito, che sia civile, che non sia l'occasione per i veneti di un'ulteriore divisione, ma si capisca che il nemico è fuori, è Roma e non sono i vicini di casa veneti. Ma dico solo una cosa, chi presenta questa scadenza dicendo Paroni a casa nostra è il nemico a Roma non può rappresentare tutti i veneti, e questo referendum e questa campagna referendaria si incaricherà anche di far chiarezza sulle velleità e sulla propaganda spicciola che sta dietro questo referendum, perché si sposta sul referendum sull'autonomia, su questa domanda l'unica ammessa dalla Corte, diciamo quelle che sono tutte, dicevo prima, le inadempienze della Regione, senza entrare nel merito, sapendo bene che poi dopo non passerà mai, come ha spiegato in maniera dettagliata l'avvocato Morosin, una modifica della Carta Costituzionale. Quello che noi abbiamo rimproverato a Zaia e alla Giunta è proprio questo, è quello di dire vogliamo l'autonomia su queste materie, bene, mettiamoci al tavolo. Zaia è stato eletto da una stragrande maggioranza di elettori in questa regione e il suo programma si basava sull'autonomia. E allora su quella base tu vai a trattare con Roma. Poteva avere un mandato del Consiglio regionale dice il referendum mi serve 14 per andare... milioni per andare, ma non serve, perché la pressione sul governo non serve, perché che deve cambiare la Costituzione, che deve cambiare la Carta sono le Camere, non il governo. Può essere utile una trattativa col governo con un mandato popolare, ma rispetto a che cosa? Perché il punto è che io voglio come Trento e Bolzano, non passerà mai. Tutte le regioni del nord hanno un residuo fiscale attivo, perché il Veneto si dovrebbe trattenere i soldi, non dovrebbe fare l'Emilia Romagna, la Toscana, l'Umbria, e tutte le regioni del sud hanno un residuo fiscale negativo. Allora il problema è questo. Basta, non c'entra più questo paese, questa Repubblica non si pone più il problema di un riequilibrio territoriale, non si pone più un problema di un riequilibrio di quelle che sono le distorsioni anche socio-economiche. Allora rispetto a questo è opportuno andare a una rivisitazione, perché il riequilibrio va fatto sulla base dei costi standard, di quelle che sono le spese che sono ammesse anche sul piano legislativo, però questo è un modo serio di affrontare le cose, le vogliamo affrontare. Il federalismo è un tema serio che non va affrontato in questi termini a spot di referendum, perché non si arriva a nulla. Questa è la fregatura, e allora in campagna elettorale avremo modo anche di spiegare, diciamo, quali sono appunto le cose che non vengono dette, perché si omettono tante cose. Ciambetti, allora si omettono tante cose, e poi volevo anche una risposta sul fatto se questo referendum di fatto è un'apertura della campagna elettorale, perché l'anno prossimo si va a votare. Io mi auguro che il 22 ottobre il risultato sia talmente chiaro in Veneto per chi verrà a far campagna elettorale in Veneto dovrà confrontarsi col risultato del referendum, e chi verrà qua a chiedere i voti per fare il primo ministro dovrà dire cosa pensa o meno sulle maggiori forme di autonomia al Veneto. Io oggi ero in confronto con altre regioni italiane, abbiamo parlato anche di questo come di altre cose. L'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa, a parte Azzalin che appunto probabilmente vorrebbe curarsi in Campania o in Calabria, tutti quanti riconoscevano nel Veneto un'efficacia e un'efficienza amministrativa come pochi, ecco, non dico siamo i primi, ma quasi.
o anche qualcun altro si pone questo problema, o anche le altre classi politiche di altre realtà italiane, certo, a partire dalla parlamentare, certo, si mettono in testa che non è più pensabile possibile di avere una spesa pubblica improduttiva che butta via risorse pubbliche, o noi non possiamo pensare di competere come Veneto col resto del mondo, con il resto delle regioni più avanzate d'Europa, avendo comunque una palla al piede che non ci permette di dare risposte ai nostri cittadini. Se applicassimo tutte le forme possibili di autonomia previste dal 116, più altre 3 competenze che si possono dare alle regioni, noi saremo come Trento e Bolzano, e nella trattativa che non è e non può essere quella che nel 2001 ha trasferito competenze a comuni, province e regioni, e poi lo Stato ha potuto riportarsi e risorse lasciandoci competenze e responsabilità. La trattativa viene fatta con competenza e risorsa, competenza e risorsa. Noi siamo anche abbastanza presuntuosi nel dire che le cose che vengono gestite e che possono essere gestite dalla Regione Veneto possono essere fatte con minore dispendio di risorse pubbliche, perché abbiamo la presunzione di poterlo fare meglio dei ministeri che, alla prova dei fatti, e lo dimostrano tutti i numeri anche degli ultimi anni nei tagli fatti alle autonomie locali e quelli fatti ai ministeri, le risorse, le autonomie locali le spendono sicuramente meglio, e i soldi pubblici vanno sempre spesi bene, e quando sono pochi vanno spesi meglio, sicuramente meglio di come fa Roma. Come la Pedemontana? La Pedemontana fino al 31 dicembre 2012 era sbagliato gestita, progetto e conti, è opera di sbagliati, è opera nazionale. Questo è un progetto regionale gestito vedo che lei a parte la propaganda non sa leggere le carte, quindi vada a leggerle. Facciamo una trasmissione sulla Pedemontana e vediamo chi dice le bugie. La faremo la trasmissione sulla Pedemontana. Passati al CIPE. E adesso pagano tutti i veneti. No, allora, pagano una parte di veneti. Francesca Businarolo, allora, come vede c'è il confronto politico, no? Il confronto politico, ma dicevamo appunto della campagna elettorale, che forse è già partita una campagna elettorale, ma non c'è il sospetto che questo voto a larga maggioranza in Consiglio regionale Veneto alla fine sia solo, come dire, la rappresentazione dei partiti politici che hanno colto la palla al balzo per salire, tra virgolette, a cavalcare un tema che evidentemente capiscono che sia largamente condiviso nell'elettorato? Oppure c'è una convinzione vera? Beh, qua si può fare un'ampia riflessione. Perché insomma, la maggioranza è stata adesso, a parte il caso, perché anche all'interno del Partito Democratico c'è più di qualcuno che sostiene il referendum. Perché è evidente che è un tema che tocca direttamente le persone e i cittadini. E non si può far finta che non sia così. Cioè, se tu parli con un veneto, gli chiedi cosa manca, cosa ci manca, ma magari qualche idea gli viene. E allora è importante sentire la voce dei cittadini. Questo è il referendum. L'autonomia è un altro tema che è a cuore, che fa ragionare i cittadini veneti. Poi a me dispiacerebbe che su questo tema, su questo modo di coinvolgere i cittadini, quindi fare democrazia diretta, qualcuno non dico lucrasse, ma ci cavalcasse per essere magari poi eletto o rieletto, perché non sarebbe il caso. Cioè, credo sia un tema importante da affrontare con serietà, da non sottovalutare, perché gli effetti ci sono, ci devono essere, perché quando si esprimono i cittadini i politici devono tenerne conto. Ma se voi come Movimento 5 Stelle, com'è che accettate questa spesa di 14 Accettiamo, milioni, no? 14 e il resto in Lombardia? Accettiamo, guardi, quando si possono esprimere i cittadini siamo sempre contenti. Sarebbe stato meglio risparmiarli, come ho detto prima un election day sarebbe stato perfetto. Abbiamo criticato moltissimo il referendum del 4 dicembre per il discorso appunto anche economico, perché lì si parlava di una riforma costituzionale importante che noi abbiamo combattuto estremamente nelle aule parlamentari e tuttavia si è tenuto e ha visto soccombere Renzi, che è andato mestamente a casa.
ce lo ritroviamo adesso a fare, abbiamo visto in questi giorni la sua, dopo lo sentiamo, la sua campagna elettorale con le primarie e sembra che il voto dei cittadini non l'abbia toccato. In realtà mandarlo a casa ha voluto significare che quello che ha fatto fino adesso è stato sbagliato o comunque non ha trovato l'accoglimento completo da parte della maggioranza dei cittadini italiani. Di conseguenza un'espressione popolare su un tema così importante come l'autonomia non può essere sottovalutato, a prescindere che venga il sì o il no, perché poi potrebbero cambiare anche le dinamiche all'interno del Consiglio regionale ma anche a livello nazionale, perché sono davvero tanti, 15 milioni di italiani che si esprimono, tra l'altro regioni che hanno una contribuzione molto alta a livello anche statale, certo, quindi, insomma, hanno un peso politico, economico, peso. fiscale. Il Veneto viene riconosciuto anche in Europa per la sua peculiarità, parlava adesso della sanità, ma non solo, insomma, ci sono tanti problemi, ce ne sono tanti e noi in Consiglio insomma queste cose ve le diciamo e non le sottovalutiamo, però effettivamente si può fare, si può ascoltare, si devono sentire i cittadini. Sentiamo i cittadini allora cosa dicono. È una cosa che sarebbe equa. Io ho una moglie altoatesina, hanno dei privilegi che è assurdo concedere loro. Cioè, intanto si trattengono il 90% delle tasse, a me non sta bene, perché loro hanno vantaggio, a svantaggio nostro. Direi di no, Veneto non autonomo, no, perché penso che l'unione faccia la forza. Io ho scritto su Salvini su Facebook, che ho detto non solo Lombardia e Veneto, perché non la Liguria anche. Quindi è d'accordo? Ha voglia che sono d'accordo, io ho la tessera della Lega. No. Vi dico pure il perché, sono del sud, sono calabrese, non perché sono calabrese, ma vengo da Lione, dalla Francia, dopo 18 anni in Francia, ritorno nella mia Italia, sarebbe il colmo. Giusta soprattutto per le tasse che vengono pagate, che vengono sfruttate soprattutto dai paesi del sud rispetto alle regioni del nord. Spero si possa estendere anche alla Lombardia. Referendum, sì. Senz'altro sì, bisogneria fare così, giusto per il Veneto. E manco che i veneti sia per unica la sua in casa. Il federalismo non era male perché c'è questa differenza tra regioni autonome da sempre e altre, che alcune hanno privilegi e altre no. Essere autonomi è sempre bello. Vorremmo un elenco chiaro di quali saranno i vantaggi dell'autonomia regionale e quali potrebbero essere gli svantaggi. È tutto un problema qua, comunque penso di sì. Come mai? Perché è giusto che ognuno esprimiamo il nostro parere. Ecco, questa è la voce dei cittadini, professor Casen. Insomma, abbiamo non tutti d'accordo sul discorso dell'autonomia, però molti comunque è giusto esprimersi. Sì, certo, allora il problema non è quello che si fa. La decisione può essere anche unanime in questa direzione e come viene fatto. Torniamo al solito discorso. Se poi alla fine, come è successo con l'euro è un concetto abbastanza importante e può avere i suoi grandi vantaggi, ma come è stato fatto è stato un disastro. Allora, per quello dicevo prima, a questa proposta la politica in previsione del referendum dia delle risposte concrete sul come fare, quale sarà la fisionomia di un Veneto, se ne parlerà chiaramente perché nulla sarà deciso in questa fase, ci sarà un'apertura verso un consenso generale che dovrà mettere sull'attenti una certa attenzione i politici, diciamo, a livello nazionale. Ma e come verrà proposta questa cosa? Perché se no cadiamo dalla padella alle braccia, se viene fatta male e se i rapporti non sono, ed è quello che sta succedendo con la Brexit, no, gli inglesi se ne vanno fuori, ma come usciranno fuori e come si organizzeranno dopo, perché la palla resta a loro, certo, e non sapranno, ecco, e quindi il testimonio, come si riorganizzeranno, saranno in grado di superare questa fase di transizione che è la più pericolosa che ci sia. Poi una volta che si è costituito bene uno Stato che non necessariamente deve essere legato mani e piedi all'Europa, può essere anche un vantaggio. Ecco, senta, sono stati 150 anni di indipendenza?
per il Veneto di dipendenza, no? Non 150, forse un po' meno, perché nel 96, 151. 151, sì. Sì, certo, dipendenza, certo, perché allora se noi guardiamo i sintomi di una malattia si vedono, cioè la malattia si vede dai sintomi. L'emigrazione veneta è cominciata dopo l'annessione del Veneto, quindi la grande migrazione che era funzionale a alcune compagnie transatlantiche che guarda caso erano di proprietà di Vittorio Emanuele II. Erano i primi battelli a ruota italiani che avevano fatto la flotta, mi pare che uno si chiamasse il Genova, il Genova e l'altro il Torino, che attraversavano l'Atlantico e chi dovevano portare? Portare gli italiani ricchi in prima classe e in terza classe portavano quelli che non avevano molto da spendere. Ma addirittura il governo italiano dell'epoca mise la tassa sull'immigrazione, non agevolava nemmeno l'immigrazione, per dovevi andare fuori dall'Italia dovevi pagare. E quindi il Veneto in realtà soffrì da questa unità perché, ripeto, poteva essere fatta bene. L'altro problema è che nella riforma della scuola fu cancellata la memoria della storia veneta, completamente. I giovani che hanno seguito gli studi difficilmente sanno la capacità, la funzione dei doge, la funzione di tutta la struttura di una repubblica che è durata all'incirca 1200 anni, la repubblica più antica al mondo, no? E non la conoscono. Sì, sanno chi è il doge, ma per esempio tutte le funzioni e la struttura di una città ricchissima e strapotente che ci sta su 2 chilometri quadrati, gestiva il commercio di tutto il mondo e la gente stava talmente vicina che si potevano toccare con la mano perché nelle case eccetera c'era una contiguità, una continuità e tant'è che a Venezia era consentita portare la maschera tutto l'anno per una questione di privacy, no? Sono tante le storie che sono aneddoti, ma le storie sono enormi, la Quarta Crociata, piuttosto che la battaglia di Lepanto, come si sviluppò, come crebbe, tutta una serie di storie che i veneti non conoscono, quindi chi è senza memoria, il popolo che è senza memoria è destinato all'estinzione. Quindi riporterei alla vivacità della memoria dei giovani tutte queste vicende che sono estremamente importanti, ma però se non le dici non esistono. Non esistono. Sentiamo ancora il Presidente del Veneto, Zaia, come vede il Veneto autonomo in Europa e parla anche di indipendenza. Ascoltiamo. È lo stesso rapporto che l'Europa ha con la Germania, ovvero con la Baviera tedesca, dove la Baviera comunque ha un'interlocuzione diversa rispetto a quello che il Veneto oggi ha con l'Europa. Quindi esistono già dei modelli simili al Veneto, noi siamo come la Baviera, che riescono a interloquire in maniera diversa con l'Europa, cosa che a noi oggi è vietata. Ora sono d'accordo con me sulla via scozzese, nel senso che tutto si fa nella legalità, in Europa abbiamo solo una comunità che è riuscita ad andare nella legalità a un referendum per l'indipendenza ed è la Scozia, avendo prima avuto la devolution che è l'autonomia e poi è passata una richiesta di indipendenza. E noi confermiamo le due nostre partite che sono autonomia e indipendenza, abbiamo fatto 2 leggi referendarie, a tutt'oggi non è possibile dal punto di vista proprio giuridico, prova ne sia che neanche la Catalogna è riuscita ancora a fare un referendum ufficiale. Morosina. Cosa diciamo? Ma diciamo che è una posizione di comodo questa, adesso uno spazio me lo devo prendere perché è comodo dire sono a favore dell'indipendenza ma non vedo il percorso praticabile, bisogna avere la capacità di guidare un cambiamento come questo, dovrebbe un po' fare un passo di umiltà e andare a studiare in Catalogna l'attività che stanno facendo l'attuale Presidente Puigdemont o prima Artur Mas, dove il concetto è quello a cui accennavo prima, che è l'esercizio del diritto di autodeterminazione per una realtà, quella catalana, in un contesto diverso, ma molto simile, quella veneta,
dove, si parlava prima, c'è stata un'esperienza di autogoverno, di sovranità, di indipendenza durato 1100 anni, quindi una cosa già sperimentata, già vissuta in questo territorio. Tra l'altro mi dispiace dissociarmi dal professor Casem, di cui ammiro sempre le grandi competenze storiche. Non è vero che il Veneto è piccolo, perché le migliori realtà al mondo, quelle che danno veramente un governo secondo le aspettative dei cittadini, quindi quelle meglio governate, guarda caso sono, secondo un dato statistico, quindi non un'opinione mia personale, quelle tra i 5 e i 10 milioni di abitanti, e il Veneto si colloca in questo contesto, ma su questo potremmo andare a trovare elementi favorevoli. Poi noi abbiamo una storia straordinaria. Vede, il problema del richiamo che Zaia fa all'esperienza scozzese non c'entra molto, perché la Scozia oggi ha avuto la possibilità di contrattare con Londra un referendum, la possibilità di celebrare un referendum sull'indipendenza, perché Londra è evidentemente una realtà più democratica di Roma, ma anche la Corte Costituzionale italiana avrebbe potuto essere, diciamo, più aperta, con un'interpretazione più democratica, più coerente col diritto internazionale per esempio dell'articolo 10 della Costituzione, che dice testualmente che l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute, e tra questi, articolo 250 della Carta dell'ONU, vi è il diritto all'autodeterminazione dei popoli, che è un diritto che è anticostituzionale, che viene prima, sta sopra, non anticostituzionale. Andiamo a leggerci cosa hanno scritto i costituenti quando hanno, soprattutto la commissione dei 75, quando ha scritto l'articolo 50, che oggi è un solo comma, all'epoca aveva 2 commi nella fase di bozza iniziale, e nel secondo comma, guarda caso, si andava a disciplinare l'esercizio del diritto di autodeterminazione. Poi fu il grande Mortati a toglierlo, dicendo non serve scriverlo perché viene prima della Costituzione, altrimenti andremmo a ridurre il valore straordinario di questo diritto naturale, appunto, che viene prima del diritto scritto. Insomma, abbiamo 1000 argomenti solidi. Purtroppo l'Italia è una realtà a democrazia compressa, a democrazia limitata, dove un referendum consultivo come quello sull'indipendenza, che avrebbe solo un valore consultivo per un valore politico straordinario, è stato vietato, ed è stato concesso un referendum sull'autonomia che la Costituzione dice, la Corte Costituzionale, chiedo scusa, dice lasciamoglielo fare perché tanto il perimetro costituzionale non viene minimamente toccato. Il peso è identico? No, assolutamente, il valore politico è straordinario, ed è la ragione per la quale io credo... No, dico, un referendum per l'indipendenza e un referendum sono due procedimenti completamente diversi. Ripeto, noi guardiamo con molta convinzione all'esperienza analoga della Catalogna, dove la Catalogna, guarda caso, soffre le stesse limitazioni, gli stessi ostacoli che vengono sollevati in Italia, ovvero che sarebbe contro l'unità dello Stato, quasi fosse una cosa sacra e inviolabile. Io credo che una cosa sacra e inviolabile sia la libertà dei cittadini, la possibilità che i cittadini in modo democratico, pacifico, questo non si discute, quindi per via istituzionale, possano scegliere di uscire dall'Italia, parlo di cittadini veneti, come peraltro ci siamo entrati. Ma vede, e concludo su questo dato, perché a volte è difficile spiegare i concetti giuridici, più facile quelli politici. Io dico, sul piano dei diritti, dottor Trivellato, pensi che mio bisnonno, non parlo di 50 generazioni indietro, mio bisnonno Giacomo Morosì, il 22 ottobre 1866 andò a votare come circa 600.000 veneti e poté dire aggrego il Veneto, che poteva essere una realtà indipendente, così lo voleva la Francia, al Regno Sabaudo. Oggi che io ho le carte dell'ONU, tutte le dichiarazioni mondiali sui diritti all'autodeterminazione, io ho meno diritti di mio bisnonno. Allora io dico che questo non è democrazia, questa non è libertà, però ci vuole coraggio, ci vuole veramente leadership, ci vuole visione, ci vuole non chiedere ai funzionari regionali, ci vuole una scelta politica forte, e chi ha il 50% più uno dovrebbe pensarci molto di più, di dire io sono a favore dell'indipendenza ma non so come muovermi perché non conosco la strada. Allora lascia spazio a chi conosce la strada, impara dalla Catalogna, impara da tante altre cose, ma dico, guarda soprattutto alla nostra storia. Mio bisnonno ha potuto votare
su una scelta di autodeterminazione, di aggregazione. Io con tutti i diritti del mondo oggi non posso votare questo tema, quindi è una scelta politica. Dico solo due battute. Allora, intanto dovremmo ricordarla tutta la Costituzione, perché l'avvocato Morosini sa benissimo che la Repubblica è unica e indivisibile. Nel momento in cui si approva un referendum, diciamo, per l'indipendenza di una regione, è evidente che si va contro la Costituzione e questo non è ammissibile, insomma, no? Quindi l'altro punto è questo. Il tema oggi, se volessimo fare una discussione seria da affrontare in termini diversi il federalismo, bisognerebbe togliere determinati privilegi a quelle regioni che oggi storicamente, insomma, è chiaro, perché il primo intervistato diceva hanno troppi privilegi, ma è questo il punto. Allora, eccezione fatta, se vogliamo, per l'Alto Adige, ma la Sicilia, il Friuli e le altre, la stessa anche Sardegna, voglio dire, non ha senso oggi mantenere questi privilegi. Allora bisognerebbe fare un ragionamento di riequilibrio e, se vogliamo, anche un miglior assetto istituzionale, rivedere anche la suddivisione regionale nel nostro paese per ridurre anche le spese. Allora, affrontare in questi termini la questione vorrebbe dire dare più funzionalità allo Stato, ma non c'è un automatismo, io mi trattengo i soldi, li spendo meglio e sono più bravo e le cose andranno meglio. Non è detto, perché andiamo a vedere se il Veneto è così funzionale come dice il collega Ciambetti. Non è vero, perché per esempio, visto che mi ha fatto l'esempio della sanità, la sanità siamo arrivati a questi livelli di eccellenza, non l'ho mica disconosciuto, ma siamo una regione a statuto ordinario e anche le altre con i soldi suddivisi dallo Stato, per cui voglio dire, da questo punto di vista mettiamo dentro tutto e facciamo tutto un calderone, entriamo nel merito delle questioni e allora probabilmente capiremo che le cose sono molto molto diverse. Ecco, Ciambetti, una proposta come questa di Azzalini di rivedere ad esempio le specificità di queste regioni, no? Che sono quelle limitrofe, il Trentino, l'Alto Adige, il Friuli o quant'altro, non potrebbe essere una strada una diversa? Realtà che si ben autogoverna, una realtà che ben gestisce la cosa pubblica, una realtà che utilizza i propri soldi bene, devo andare a mortificarla? Andiamo a colpire quelle realtà che non funzionano, ma non facciamo di tutto un erbo fascio. Io non sono per togliere autonomia, togliere competenze a chi lo gestisce in maniera puntuale e precisa. Io non capisco sempre di Azzalini perché si vergogna di essere veneto, perché si vergogna delle eccellenze che ci sono nella nostra regione. Dovete imparare a capire che i veneti non sono solo i leghisti, collega. Ma ti vergogni di essere veneto? Io non mi vergogno di essere veneto. Continui a parlare male del Veneto anche in Consiglio regionale sempre. L'immedesimazione Lega Veneto non esiste. Oggi il mio collega della Sardegna mi diceva che loro l'autonomia ce l'hanno perché hanno avuto 500 anni di indipendenza e di autogoverno. Noi abbiamo 1100. Io sono convinto che non è centralizzando le competenze che le cose funzionano meglio. Azzalini fa parte di quel partito che voleva che i dirigenti della sanità del Veneto fossero decisi dal Ministero. Io non capisco perché il PD ha paura di andare a chiedere ai cittadini come la pensano sul loro futuro. Quindi noi abbiamo una possibilità, abbiamo una cartuccia che possiamo sparare ed è una che può avere anche sviluppi più importanti più avanti, ma in questo momento abbiamo una cosa legale con i seggi assolutamente legali, è una cosa che ci è stata concessa dalla Corte dopo che per 2 volte fu negata nel 92 e nel 2000, è una cosa che va utilizzata. E ripeto, io non sono per andare a togliere competenze a chi le cose le gestisce bene. La Sicilia funziona male, venga commissariata, anche se il presidente del PD venga commissariata dal governo del PD se funziona male. Perché dobbiamo continuare a mantenere una realtà inefficiente? Certo, Businarolo. Ma il ragionamento mi trova interessata, nel senso che è vero che il Veneto è compresso tra 2 regioni autonome, Friuli Venezia Giulia e il Trentino, Belluno soprattutto che si trova in mezzo, indubbiamente ne soffre, perché passi il confine, vedi la differenza della gestione delle strade per esempio, di come vengono investiti anche i soldi nel turismo, non che facciano male a Belluno, però probabilmente si sentono soffocati, soprattutto in quella zona lì.
Lavorano male in Sicilia, scusate, investono male i soldi in Sicilia, non lo so, ne ricevono tanti, questo è vero, ne ricevono tanti quanto le altre regioni autonome. Senz'altro là molti hanno investito molto nei dipendenti pubblici, dove magari potevano un po' risparmiare. Le gestioni delle regioni autonome non danno la garanzia di buon governo, senz'altro, dipende da chi andrà a amministrare, dipende da chi saprà gestire bene o male la cosa pubblica. La rivisitazione delle regioni invece, che è un altro punto di cui si è discusso, dividere l'Italia in macro aree e macro regioni, è una strada che potrebbe... Guardi, per quello che ne penso io, si potrebbe fare o tutte le regioni autonome o nessuna regione autonoma, perché se vogliamo parlare di macro regioni si può anche ragionare, nel senso accentrare, tagliare poltrone, bene, si risparmierebbe. Meno politici, meno problemi anche di burocrazia, probabilmente. Meno democrazia forse? Prego? Meno democrazia? Cioè, è un ragionamento che stiamo facendo, vero? Sì, poi togli un po' di poltrone che... Ma portare, ripeto, meno democrazia sul territorio, meno rappresentanti sul territorio. Un consiglio comunale in questo momento è un presidio di democrazia sul territorio. I sindaci vanno tutelati in questo senso? Ci sono dei subito... limiti ai quali non possiamo andare oltre. Ripeto, ci sono situazioni che possono essere affrontate, ma realtà che hanno anche una valenza costituzionale anche da trattati internazionali, e mi riferisco a Friuli e ad Alto Adige. Difficilmente riusciamo a comprimerli all'interno di una macro regione. Sono ragionamenti che possiamo fare, in realtà bisognerebbe, per fare questo ragionamento in maniera seria e concreta, modificare la Costituzione, che prevede 2 passaggi parlamentari, quindi Camera-Senato, Camera-Senato, ed eventualmente, se la cosa non va con una maggioranza qualificata come è stato per il recente referendum, andare anche al referendum. Quindi mantenere le regioni per quello che sono, visto che le abbiamo attivate anche tardi, poverine, negli anni 70 invece che all'inizio. Andiamo avanti per come sono le cose, diamogli il tempo diamo ai cittadini il tempo di maturare dei ragionamenti, delle valutazioni sui sindaci. Recentemente, anzi arriverà adesso alle Camere un testo di legge che prevede una tutela maggiore in capo ai sindaci, perché sappiamo che oltre a essere avamposto politico, cioè quelli che concretamente arrivano ai quali arrivano le lamentele dei cittadini, insomma sono anche esposti dal punto di vista personale, molto spesso ricevono grandi minacce. Ecco, arriverà un disegno di legge alla Camera che anche in maniera molto veloce, che prevede una tutela ulteriore appunto per le minacce che ricevono questi sindaci. La schifezza che purtroppo hanno aggiunto, e di questo mi dispiace molto, è che questa cosa, che doveva essere prevista solo per gli organi territoriali, è stata ampliata anche ai parlamentari, che hanno già le loro garanzie, le loro immunità e quant'altro. Noi siamo contrari. Non era il caso di inserire anche i parlamentari hanno già i loro privilegi, vanno tutelati, e siamo per tutelare di più i sindaci e i rappresentanti locali sul territorio, perché sono un'espressione importante, al di là del partito a cui appartengono, sono delle persone avamposto, dei pilastri per l'economia del territorio. E l'abbiamo visto in tante occasioni, tra l'altro. Professor Casen, noi qui di macro regione abbiamo parlato più volte, potrebbe essere una soluzione. Si è parlato anche di una macroregione autonoma. Sì, macroregione, perché realisticamente è difficile arrivare a un concetto immediato di indipendenza o di separazione comunque drastica dallo Stato, quindi la macroregione vorrebbe dire riuscire ad avere una maggiore autonomia economica e, diciamo, anche di giurisprudenza, di leggi, eccetera. Quello che io dico quando si invoca mai i paesi del sud sono poveri, quindi è giusto che quelli più ricchi aiutano i più poveri, sul principio sono assolutamente d'accordo. Il problema è che sono 72 anni che diciamo la stessa cosa, e quelle regioni che erano povere sono rimaste povere, e le regioni che invece erano più produttive, Veneto, Lombardia, Emilia Romagna, Piemonte, eccetera, hanno continuato ad essere produttive. Perché avviene questo? Allora io faccio sempre un excursus storico. C'era la cosiddetta cassa del mezzogiorno, che si portava via qualcosa come 20.000 miliardi ogni anno e andavano a finire al sud.
dove andassero a finire, io sono stato in vari paesi, non a Palermo, ma anche nei paesi si vede più dove c'è stato un aiuto da parte. Cosa hanno fatto? Per esempio a Prizzi, dove io ho una casetta, hanno fatto un anfiteatro tipo romano, non è usato, non ci va nessuno, adesso ci vanno con i deltaplani, siccome in cima a una montagna si lanciano col deltaplano, ma non serve a niente. Quando c'è la festa del paese la fanno nel paese, non la fanno là. Ci hanno speso miliardi, ci hanno magnato sopra non so quanto. Sulla zona del terremoto famoso hanno fatto dei monumenti bellissimi in cemento armato, cioè hanno fatto una specie di scatolotti, hanno fatto il getto in cemento, ci hanno messo in conto 30, 40, 50 milioni ognuno di queste cose qua, strane, brutte, orribili, e così andavano fuori i soldi. Allora a cosa serviva la mafia a quell'epoca? Serviva a fare mercato per consumare, assorbire questi soldi e restituirli ai partiti. Vedi Craxi di prima, tutti sanno che lui sapeva perfettamente, ma diciamo che i socialisti erano affamati allora rispetto ai democristiani, che erano talmente gonfi di denaro che non avevano nemmeno stimoli di fare qualche cosa, no? Ecco, quindi questa era la differenza, questo è il motivo per cui certe situazioni poi sono andate allo sfascio, perché nessuno era più interessato, si mangiava dappertutto, chiunque, purché votassero in una certa maniera si accontentavano tutti e si dilapidava lo Stato. Allora, il buonismo, che è troppo praticato in Italia, bisogna stare attenti, perché se io regalo sempre le cose, alla fine la gente non impara. Allora, l'autonomia delle regioni vuol dire che tu sei responsabile della tua regione, poi hai un'emergenza perché hai un terremoto, ci mettiamo tutti assieme con la famosa legge il tagliacarne, una regione Veneto vale il 12%, il Lombardia il 19% e ciascuno tira fuori soldini perché è obbligatorio, un giorno capita a me, un giorno può capitare lì in Abruzzo, un giorno può capitare a Venezia, un giorno può capitare da un'altra parte e siamo tutti, ci aiutiamo tutti quanti perché poi siamo tutti europei, ma europei con distinguo, che vorremmo essere autonomi e indipendenti a livello decisionale. Se ci lasciano l'indipendenza decisionale, vedrete che tutte le cose si mettono a posto. Il pericolo è sempre quando c'è uno solo che sta decidendo, ma quello che è più pericoloso è che è uno solo che non ha nessuna funzione, però sta comandando ancora. E adesso parliamo anche di questa persona. Adesso andiamo in pubblicità, un ultimo scampolo di trasmissione per parlare dell'altro appuntamento, anzi dell'appuntamento di questo fine settimana, cioè delle primarie del Partito Democratico. Lo facciamo subito dopo la pubblicità.